Una piattaforma innovativa, la prima in Italia, che permette al nostro territorio di trovare un punto di giuntura tra regione e comunità. L'ha presentata il governatore veneto Stefani nel corso della conferenza stampa per i 100 giorni di mandato. Venexus è il nome del software. Un software che mette in relazione il territorio, la comunità, le imprese, le società benefit del nostro territorio e dei progetti di carattere regionale, comunale o provinciale che noi validiamo come regione sotto il profilo sociale, sanitario, ambientale e quindi di fatto le società benefit del nostro territorio, che sono delle imprese che hanno già l'obbligo di investire in quei determinati settori, potranno investire in iniziative di questo tipo, quindi nuove RSA, RSA attrezzate, forme di welfare territoriale, asili nido. Lo scopo è quello di connettere il mondo delle imprese con i progetti di pubblica utilità promossi da regione, comuni ed enti locali. Una sfida comune, ha spiegato Stefani. Abbiamo pensato perché questa nostra sfida, quella di riuscire a finanziare questi progetti e questi programmi che con un bilancio regionale magari normalmente si fa fatica, perché non facciamo che questa nostra necessità, che è la necessità di queste imprese che lo devono fare per legge e per migliorare il loro rating creditizio con le banche, non diventi un'unica necessità. Quella del Veneto è un'unica sfida, quella ovviamente della nostra amministrazione regionale. E proprio per questo siamo la prima regione in Italia. La piattaforma sarà lanciata il 23 maggio al Centro Congressi di Padova. Le prime reazioni sono già positive. Soddisfatto il segretario regionale di Will Veneto Toigo, che annuncia sostegno in tutte le iniziative che possano semplificare la vita alle persone, così come il segretario di CISL Veneto Paglini, che condivide il metodo di collaborazione pubblico-privato da estendere in altri ambiti, e Confindustria Veneto Est, secondo cui la partnership pubblico-privato è la chiave per investire in sostenibilità sociale e ambientale. In 100 giorni di governo Stefani ha raggiunto molti degli obiettivi prefissati, ma non mancano le novità. 69 milioni di euro che dall'approvazione di aprile potremo destinare ad RSA, strutture residenziali per anziani, caregiver, persone che si prendono cura di un soggetto fragile, ma oltre a questo 3 milioni per l'edilizia sociale, strumenti di monitoraggio da remoto, 18 milioni di euro che investiremo per le borse universitarie, 28 milioni più 9 milioni di questo bilancio per quanto riguarda la lotta al dissesto idrogeologico, 50 milioni per il piano casa, investimenti sulla sicurezza, 600 mila euro per bandi sulla videosorveglianza. E sul caso della multinazionale con sede a Marghera che licenzia 37 dipendenti che sarebbero sostituiti dall'intelligenza artificiale, commenta. È inutile che sto qui ad elencare le potenzialità di intelligenza artificiale. Quello che non è accettabile è che si usi l'intelligenza artificiale come scusa per licenziare se questo poi magari non è reale, quindi andremo a fare le giuste valutazioni in questo caso, che ovviamente non ho ancora avuto modo di vedere da vicino, ma la sfida dell'intelligenza artificiale va accompagnata e la politica dovrà farlo.